Succede questo sempre, quando l'amministratore delegato non funziona, va male, va sostituito immediatamente. Non si capisce perché in politica questi santoni devono rimanere fermi là. E d'altra parte, non perché è un'affermazione che però ovviamente non prescinde da una realtà, se non c'è un'alternativa. Ovvio che i siciliani non avrebbero niente e nulla da votare. Non c'è un'alternativa, però c'è un sistema, attenzione, che ci fa rabbia. Perché non è possibile leggere tutti i giorni sui giornali, anche che qualcuno va a fare la pipì sbagliando dove farla, se nel bagno degli uomini o delle donne, e quella è una notizia. Perché non è possibile che tutto il resto delle forze politiche scarse, buone, indecenti, come volete, non si parli di tutto il resto. La democrazia non è quella. La democrazia non può essere di chi ha già riempito Messina di manifesti 6x2. Non può essere quella la democrazia. La democrazia, ieri è venuto un signore da noi a farci un preventivo, 25.000 euro per riempire la Sicilia, amico mio. Però noi non soldi per fare piano la macchina e girare la Sicilia. Va bene? Se prendiamo un impegno lo dobbiamo rispettare, quindi gli assegni si pagano. Però c'è una cosa che ti fa male. Perché i siciliani vedranno quelle fotografie, le vedranno, le nostre non le vedranno. Le nostre non le vedranno, non è quello la democrazia. Questi si sono berlusconizzati tutti. Berlusconi ha fatto scuola a tutti. Oggi la destra e la sinistra, qualcuno mi deve dire, qualcuno che mi diceva a Pianciano le ideologie non sono morte, le ideologie sono morte, ci sono gli interessi. Ormai la politica è fatta solo di interessi, non c'è più un'ideologia, perché qui oggi, in questa situazione qual è quella di oggi, c'è bisogno di una ricetta per curare il malato. La ricetta loro non ce l'hanno, perché se l'avessero avuta l'avrebbero già adottata. Non ce l'hanno. Quello che conta è i comitati d'affari, le clientele di Lombardo, le consulenze di Lombardo, così si fanno i partiti. Pensate che per noi sarebbe stato difficile fare un giro in Sicilia a gennaio, anche ora, per andare a chiamare i sindaci e dire vuoi venire con noi e facciamo un partito? Ma pensate che sarebbe stato difficile? Sapete quanti sarebbero voluti venire con i porconi? Moltissimi. Siamo noi ad aver detto di no. Qui il voto deve essere quello dei siciliani. Saremo illusi? Non lo so. Io credo che ce ne siano le condizioni per questa volta. Il problema è uno ed uno solo, non è il programma, non siamo noi, no, è uno solo, l'informazione. Se noi entriamo nell'informazione io credo che questo messaggio ai siciliani arriverà. Se arriva il messaggio ai siciliani, in Sicilia succede il terremoto. Ve lo dico così, dateci una televisione che ci fa vedere da tutta la regione e facciamo riemergere la Sicilia. Dateci una televisione e facciamo riemergere la Sicilia. Il messaggio di qua dentro di stamattina, dateci una televisione, fatelo sentire, fatelo ascoltare per 1000 volte da qui a fine ottobre a tutti i siciliani. Riemergerebbe la Sicilia, dateci una televisione e facciamo questo. Dateci una televisione e riemergerebbe la Sicilia, ne siamo convinti, perché non ne possono più i siciliani di questi partiti, di questi uomini arroganti, potenti, con le auto blu. Vedere Foglietta scendere dal sedile dietro posteriore, con qualcuno che gli apre la porta e ancora siamo niente, a posto siamo. Guardate, sono atteggiamenti che oggi fanno schifo, letteralmente. Perché fanno schifo? Come? Guardi. Crocetta è sotto scuola. Vuole che le racconti che cosa sta succedendo a Gela? Vuole racconti che le racconti gli uomini di Crocetta cosa stanno facendo nelle aziende? Chiedere contributi. Però noi che abbiamo fatto chiudere i negozi siamo mafiosi. Mi perdoni, le rispondo in un altro modo. Dovrebbero essere Crocetta e Musumeci a dire ai giornalisti, a dire alla stampa, fate parlare anche gli altri. C'è una distonia tra un comportamento e l'altro. C'è proprio una lontananza enorme. Dovrebbero essere, anzi, è un appello che facciamo a Musumeci, nemmeno alla stampa. Lo facciamo a Musumeci e a Crocetta, ci viene così un giorno, non è che poi alla fine i ragionamenti magari si arrivano molte volte non sono preparati. Però dovrebbero essere loro a chiedere alla stampa di fare spazio ai movimenti minori, tra virgolette. Potenzialmente siamo più grandi. Potenzialmente ci sono il 60% dei siciliani che aspetta noi. Potenzialmente c'è il 60% dei siciliani che aspetta noi. Poi che prendiamo lo 0,1 lo vedremo. Ma potenzialmente abbiamo il 60% dei siciliani che è stanco, è stufo, richieste tutte queste facce.
però dovrebbero essere loro per un motivo, perché se questi vogliono dichiararsi uomini antimafia, la mafia del silenzio verso i movimenti minori deve essere annullata. Sarebbe un atteggiamento quantomeno corretto. Non è così, perché guardate, ci sono televisioni di Ragusa, lo dico anche, non può farci un nome e cognome perché non ne voglio. Abbiamo parlato con dei giornalisti. Ce ne sarà una. Un paio ce ne sono, no, tre o quattro. Ci sono televisioni di Ragusa che ci hanno detto che il Crocetta è stato, praticamente li ha invitati a Bruxelles per fare un'intervista a Bruxelles. Da allora, e quelle sono televisioni che ci hanno dato spazio come movimento dei Corponi. Ci hanno dato molto spazio. È servito a qualcosa il movimento dei Corponi, evidentemente contro Lombardo è servito. Oggi che arriva il candidato Crocetta, le saracinesche di quelle televisioni le troviamo allo lucchetto chiuso. Ora dico, guardate, la mafia, interpretata da molti che hanno il cognome perché gli è morto il padre ucciso dalla mafia, la mafia interpretata da questi uomini antimafia, la legalità di molti uomini antimafia in Sicilia ormai è passata di moda, puzza di carriere politiche, questa antimafia non ci piace più. L'antimafia non è quella che si racconta o si applica così, l'antimafia è quella che si fa in silenzio e non si racconta a nessuno e su cui non si fanno carriere, ed è quella delle persone che lavorano giornalmente contro la mafia, non è quella in cui si fanno le carriere e deputati europei e deputati nazionali. Stiamo a finire, questa antimafia non funziona più, la Sicilia è in ginocchio, evidentemente questa antimafia ha fallito. Facciamo quella vera antimafia, noi siamo con Ingroia, va bene? Però siamo con Ingroia senza invitarlo a fare l'assessore, per sfruttare anche quel nome. Facciamolo lì Ingroia, dov'è? Facciamolo lavorare dov'è Ingroia? Va bene? Ecco perché diciamo, anche noi siamo uomini antimafia, poi che sta? E se può servire anche Ferro e Gay, ve l'ho detto, non è una battuta. Perché se marciamo su questa condizione, io ripeto, lo scrivo a carattere subitario, mi auguro che non sia deviato il messaggio. Grande rispetto per i gay, grande, perché nelle famiglie, guardate, può capitare anche a me di trovarsi un figlio che ha delle scelte sessuali diverse, e io ho degli amici in questa situazione, e io che ho una situazione familiare mia, con una sorella portatrice di handicap, so che cosa vuol dire, è diverso, ovviamente, però sono situazioni che ognuno ha, padre e madre, fanno male molte volte queste cose, vero? Però il rispetto deve essere totale, non massimo, totale. E allora il discorso è rispetto per questa condizione, ma guai a marciarci sopra. Perché devo ricordare alla Crocetta, glielo ricordo io, non sei vero la Crocetta, vengono a un partito, tu sei un elemento di un partito che non è sicuramente quello che è il PD, che governa e oggi sostiene Monti che ci sta massacrando, PD, PDL e UDC. Dopodiché, io ho finito. Senta, le manifestazioni di protesta